progetto Tourism for All è un progetto finanziato dal programma di cooperazione Italia-Croazia ed è guidato dalla Regione Molise come lead partner e vede la partecipazione di 14 partner di progetto, 7 dal lato Italia ed 7 dal lato Croazia. La finalità ultima del progetto è quella di promuovere destinazioni turistiche, ma è un qualcosa che vuole essere fatto attraverso una chiave di lettura innovativa che è anche al passo con i tempi. Vale a dire quello di promuovere una cultura dell'accessibilità che renda queste destinazioni turistiche fruibili alla generalità del pubblico, quindi oltrepassando e andando oltre quelle barriere che non sono soltanto fisiche, ma sono anche culturali, che sono anche di approccio all'uso e alla fruizione dei prodotti turistico-culturali. Questa finalità viene realizzata nell'ambito del progetto attraverso diverse attività, quindi un'attività di studio congiunta messa attraverso la collaborazione tra i partner di progetto che prevede di andare ad coinvolgere anche gli operatori economici che lavorano nel settore turistico, monitorandone i fabbisogni ed conoscendone quelle che sono le percezioni rispetto alle tematiche dell'accessibilità del turismo, promuovendo incontri formativi di scambio di esperienze tra i partner, quindi attraverso delle sessioni di training e attraverso delle visite studio realizzate nelle aree coperte dal progetto. E si vuol fare questo anche attraverso degli interventi mirati sul territorio degli partner di progetto, vale a dire sulla base della ricognizione dei fabbisogni, sulla base della conoscenza diretta delle esigenze, delle caratteristiche dei luoghi, realizzare degli interventi diretti di accessibilità che mirino ad rimuovere quelle barriere realizzando l'obiettivo finale che è un turismo per tutti. Il fine ultimo poi del progetto è la realizzazione di un catalogo delle destinazioni accessibili che possa essere un veicolo di promozione di destinazioni turistiche delle aree coperte dal progetto e al tempo stesso un contributo significativo al promuovere quella cultura dell'accessibilità rispetto alla quale ancora oggi noi notiamo delle lacune da parte di coloro i quali fanno programmazione e pianificazione nella promozione delle destinazioni turistiche, lacune da parte di coloro i quali gestiscono queste destinazioni turistiche e quindi spesso si trovano di fronte ad difficoltà che non sono in condizione di gestire. E questo anche per intercettare ed valorizzare la fruizione delle destinazioni turistiche da parte di gruppi target che vengono definiti sostanzialmente dei gruppi svantaggiati o a rischio di emarginazione per la presenza di alcune caratteristiche che limitano la loro fruizione di patrimonio turistico, culturale e quindi superando, come dicevo, quei limiti che allo stato attuale si frappongono alla realizzazione di un concetto di Tourism for All, turismo inclusivo.